studio. Accanto a me, ai nostri ospiti, un benvenuto a Cristian Sergo, coordinatore provinciale di Udine del Movimento 5 Stelle. Grazie. E un benvenuto a Loris Michelini, consigliere Buongiorno. comunale di Identità Civica. Dunque, abbiamo visto, abbiamo in particolare trattato negli ultimi minuti anche il tema sicurezza, con i tentati furti in questi ultimi giorni a Villa Primavera, quindi alle porte di Udine. E abbiamo visto anche un po' le principali riflessioni, novità emerse dalla seduta odierna del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in Prefettura, con un incontro con le proprietà, con i privati, nelle zone di Via Butrio e anche dell'area di ex Cafao, con cui insomma si è sviluppato il dialogo. Ci saranno altri incontri con privati in futuro per poter delineare, raccogliere proposte da parte del Comune di delineare gli interventi a favore di una riqualificazione possibile, anche di una maggiore sorveglianza e tutela di queste aree per contrastare il degrado. Ripartiamo innanzitutto da questa percezione della sicurezza. Ovviamente siamo pronti anche alle segnalazioni positive di quanto di buono c'è nel territorio, ma è indubbio che in queste settimane tanta gente ha espresso preoccupazione per quanto sta avvenendo nell'Interland udinese e anche a Udine in particolare, furti, tentati, riusciti ai danni di esercizi commerciali, di abitazioni e aggressioni, anche tentati scippi. Insomma, da dove ripartiamo? Come commentiamo questo sentore? San Pietrini, gli autobus, mettiamoci San dentro Pietrini, esatto, un dove po' di iniziare? tutto, perché poi, come abbiamo detto spesso e volentieri, anche l'ultima volta che ero ospite qui da voi, secondo me quando si parla di sicurezza dobbiamo parlare di due cose. Uno è quella percepita e va bene, nel senso che è giusto che tutti i cittadini debbano pretendano di sentirsi sicuri nella propria città, a vivere in casa, lasciare una casa libera per X ore e sperare di trovarla così com'è, a frequentare anche la città in determinate ore del giorno e della sera soprattutto. Quindi, detto questo, io credo che vanno benissimo tutte le iniziative che si possono portare, tutti i tavoli che si possono aprire, porre l'attenzione anche a livello politico è sicuramente importante, però poi ci vogliono i fatti concreti. Sono quanti anni? 10 anni, 20 anni che diciamo che le forze dell'ordine sono sotto organico. Partiamo da lì. È inutile fare tanti tavoli, stabilire poi che dobbiamo fare maggiori controlli se non abbiamo le persone, il personale capace, nel senso proprio di svolgere questo tipo di controlli. E poi c'è il discorso della prevenzione. A me piace sempre capire che se in una società c'è un problema di questo tipo, evidentemente c'è un problema sociale di persone che delinquono perché non hanno altro da fare. Ora, l'altro da fare potrebbe essere lavorare e avere una sistemazione ovviamente economica che gli permetta e gli debba permettere di non delinquere per vivere. C'è un problema di criminalità organizzata che evidentemente assume, tra virgolette, queste persone, che quindi si sostituisce allo Stato e appunto c'è un problema economico in generale, perché se ci sono persone italiane, straniere o quello che vogliamo, non mi interessa in questo momento, chi delinque è uguale rispetto alla legge, dovrebbe esserlo come tutti i cittadini, ovviamente fino a prova contraria, bisogna chiaramente intervenire e poi ci sono tutte le altre problematiche, giustizia, il fatto che se ti prendo il giorno dopo sei di nuovo libero di agire indisturbato, queste cose ce le diciamo da quanti decenni e millenni. Cambiano sindaci, cambiano presidenti di regione, cambiano i governatori, cambiano i premier, cambia chiunque, però poi alla fine siamo sempre lì, per cui o cerchiamo di capire che i servizi anche per i cittadini non sono un costo e quindi possiamo fare degli investimenti in tal senso e non solo in telecamere che sono comunque utili e dovrebbero esserlo. Noi ci siamo battuti molto anche a livello regionale, prima parlavo dei San Pietrini perché poi la sicurezza anche non è solo per i cittadini che fruiscono della città, ma è anche per gli operatori. Abbiamo i nostri autisti che del trasporto pubblico locale che sono soggetti ad aggressioni, ma lo sono anche gli infermieri negli ospedali, lo sono anche i medici nel pronto soccorso, per cui è un discorso generalizzato. Io l'unica cosa che poi su questo ovviamente ci tengo a precisare, ma giusto per correttezza politica, non è solo un problema di Udine.
Cioè certo. non trasformiamo È un Udine problema come il sociale massimo che dei poi problemi, richiede è un del problema tempo che hanno su più ovviamente fronti tutte dell'intervento. soprattutto le nostre grandi città, anche altri centri più piccoli, ed è proprio per questo, non essendo un problema specifico solo di Udine, che la soluzione deve essere portata a livelli un po' più alti. Loris Michelini, lei ha questa percezione in un ritmo ancora più accelerato rispetto a simili situazioni che preoccupano comprensibilmente gli abitanti? Sì, effettivamente abbiamo avuto recentemente un aumento esponenziale, no? L'abbiamo visto, di questi fatti delittuosi, che sono, io aggiungerei anche quelli informatici, soprattutto, e anche quelli verso gli anziani, perché vivono i nostri paesi, le nostre comunità, veramente un momento molto molto difficile con gli anziani, perché le truffe stanno aumentando in maniera esponenziale. Quello che preoccupa è che non sempre vengono denunciati, no? Questi fatti, e allora poi scopriamo che da parte della questura, prefettura o chi fa diciamo, i resoconti dice: ma guardate che rispetto allo scorso anno non abbiamo avuto chissà che grandi aumenti o piccole diminuzioni. Invece questo non è vero, perché sappiamo benissimo ogni giorno accadono e quindi vanno denunciati. Io dico sempre: bisogna denunciare sempre, e soprattutto bisogna anche intervenire. Allora come si interviene? Sì, a me fa piacere tutti questi tavoli che si fanno, la cosiddetta partecipazione, no, da parte del cittadino, però rimane sempre il fatto che bisogna alzare la barriera. Bisogna alzare la barriera e cercare di intervenire in tutte le maniere possibili, facendo capire che qui a Udine, per dire anche nei paesi, ma soprattutto in città e nei quartieri, dobbiamo essere più presenti, dobbiamo fare il nostro, dobbiamo, come dire, fare in modo che queste persone si sentano in qualche maniera braccate, e allora qui entra in gioco l'organizzazione della sicurezza, che sappiamo essere in capo al prefetto, in primis alle forze dell'ordine, no, eccetera, però sappiamo anche che quello che ci contraddistingue è il cittadino che partecipa ed è forza attiva. L'abbiamo chiesto negli ultimi 2 anni, che abbiamo visto questo aumento esponenziale, e lo pretendiamo adesso, perché è vero, come diceva Sergio, che c'è il problema anche delle persone addette che non sono certamente in aumento, no? Sappiamo, qui a Udine, per dire la verità, stanno cercando di far arrivare persone nuove, però comunque non basteranno mai, e allora bisogna che ci organizziamo in maniera capillare. Le telecamere sembra di no, ma sono un fattore determinante, perché se ogni via è tutelata con la telecamera, sanno benissimo che un domani vengono rintracciati e comunque hanno dei problemi. Chi vede nell'uso delle telecamere, consigliere, anche una forzatura, un ledere la propria privacy, lei come ribatte? Io dico che le telecamere devono essere a tutela dei cittadini, non dobbiamo aver paura a inserire più telecamere possibili, anche perché adesso le nuove telecamere, con il nuovo centrale operativa che è stata creata in via Girardini, per dire adesso, sulla quale possono attingere tutte le forze dell'ordine, hanno una capienza importantissima, elevata, riescono a localizzare a centinaia di metri, anche a vedere molto bene quelli che sono i fatti che sono accaduti, e quindi dobbiamo assolutamente incrementare queste telecamere, ma soprattutto, oltre a questo, dobbiamo fare in modo che le forze dell'ordine abbiano la possibilità, una volta individuate queste persone, di andare veramente con più coraggio verso un'azione di deterrenza. Sicuramente dobbiamo arrivare all'esasperazione, perché altrimenti rischiamo che ogni volta ci parliamo addosso, ma non arriviamo mai a concludere il fattore. Dopo chiedo anche che il Comune può fare un'azione importante, come sensibilizzando continuamente, perché abbiamo visto, quando il sindaco si muove, chiede al prefetto, alle riunioni della pubblica sicurezza, dove
il tavolo è aperto, quando si alzano questi gridi d'allarme, che devono essere continui per tenere forte e alzata questa attenzione, qualcosa si muove in più rispetto all'ordinario. Noi non pensiamo che dietro c'è un cespuglio enorme, sono cespugli enormi di fatti criminali che non si sa e non vengono denunciati, tenendo sempre presente che il fattore più grosso è sempre, rimarrà la droga, perché gli stupefacenti sono una risorsa incredibile per i malavitosi e da lì poi gira tutto, quindi azioni mirate nelle scuole, nei luoghi pubblici, in tutte le zone, ecco, questo deve essere alzata. Se non teniamo alta questa, rischiamo, come dire, di assuefarci noi a parlare di sicurezza e basta. Sergo, ricordiamo la sua posizione in merito per esempio all'utilizzo di telecamere e allo sviluppo di questi anche strumenti. No, ma l'ho detto prima, cioè, può andare bene investire in questo, però come dicevo prima, se poi non hai le persone che intervengono sulla repressione del reato in sé, o se non riesci a fare ovviamente tutte le indagini che vuoi, puoi avere tutte le telecamere che vuoi, ma se non hai il personale da dedicare a quello, perché poi oltre a non avere più personale in strada perché sono già pochi, se li mettiamo a guardare 24 ore di telecamere, abbiamo un altro problema. Allora ci serve più personale anche per fare quelle cose lì. Per quello dicevo, avere solo la telecamera è vero che può essere una deterrenza, però ormai ci sono da quanti anni? Ne avete installate tantissime anche voi, sì, per cui non è che non ci siano, ne possiamo mettere di più, benissimo, ma se quella deterrenza non basta, evidentemente serve anche altro. Io prima ho detto anche, non ho detto non diamo soldi per le telecamere. Tant'è che ho detto, anzi, ci sono... dire una cosa, la truffa agli anziani, no, che sappiamo sono una cosa infame, con le telecamere, se viene denunciato, si riesce a capire quali sono i passaggi e quindi le persone, e spesso capita anche che vengono riconosciute come tali e quindi combattute, non è una cosa da poco, perché poi si sparge la voce, si dice guarda che lì, no? E quindi vengono, non dico risolto il problema, però sicuramente su questo aspetto... No, ma volevo sottolineare due passaggi di quanto diceva Michelini prima. Ha citato la droga. Io infatti prima ho detto, quando la criminalità assume queste persone, mi riferivo ovviamente agli spacciatori, perché non è che uno nasce e esce di strada e dice boh, vado a spacciare, c'è qualcuno che evidentemente lo forma anche da quel punto di vista lì, e poi, ritorno a ribadire, c'è un problema sociale, perché se c'è la droga e ci sono gli spacciatori, ci sono anche i clienti. E allora per quello continuo a ribadire che noi, il grosso, soprattutto a livello politico, visto che sono 20 anni che chiediamo nuove forze dell'ordine e non arrivano, oppure le mettiamo a fare altro e lasciamo perdere, il punto, dal punto di vista appunto politico, è quello di migliorare anche con le forze politiche tutte questa situazione, cioè quella di degrado sociale, che non è solo il degrado degli immobili di cui si parla tanto, ma è proprio della società. Dare, come dicevo prima, una speranza anche a chi non lavora e a chi non vede un futuro, chi non crede più nel nostro Stato, che possono essere i nuovi delinquenti, ma possono essere i tanti giovani che lasciano questo paese e possono essere anche i tanti disoccupati, oppure quelle persone che pur lavorando, come succedeva qui fino a un paio d'anni fa, avevano diritto al reddito di cittadinanza. E questo è un altro aspetto, nel senso che pur lavorando avevano diritto al reddito di cittadinanza, vuol dire che ci sono dei salari talmente bassi che uno non riesce ad arrivare a fine mese. Gli è stato tolto anche il reddito di cittadinanza, ora ditemi voi uno come dovrebbe andare avanti. Michelini. Il reddito di cittadinanza, non so, a parte che l'hanno sostituito in parte, no? Comunque è stato un buco importante per lo Stato, mi pare che si parlava di 30 miliardi, non so. Ma sono investimenti. Una roba incredibile, che sono più finanziarie messe insieme. Poi si sa, quando si danno soldi, no, a pioggia, è ovvio che accontenti sicuramente qualcuno, però poi sappiamo le truffe, eccetera. Però io sì, sul fattore della droga, ovviamente che penso che nessuno abbia più bisogno di combattere in tutte le maniere, quindi anche con i cani antidroga, con tutte le forze possibili, ma attenzione, c'è anche un aspetto che adesso io parlo delle persone che dall'estero, da certi paesi, arrivano
in maniera rocambolesca da noi, sappiamo benissimo cosa c'è dietro, questi trafficanti, no, che fanno di tutto e di più, ed è aumentato tantissimo con l'arrivo di queste persone, no? Quindi, secondo me, un altro aspetto importante, sento le statistiche che sono diminuite queste persone che arrivano soprattutto dalla rotta balcanica, no? Ecco, spero che effettivamente questo accada, perché abbiamo visto la maggior parte dei casi sullo spaccio della droga, sul commercio della droga, nelle nostre vie, identificate le persone, sono la maggior parte queste persone. La maggior parte di questi spacciatori sono, come diceva, vengono reclutati evidentemente perché sono senza fissa dimora, sono richiedenti asilo, sono non si sa cosa, no? Vengono reclutati, è gioco facile, no? È gioco facile per queste organizzazioni sfruttare queste persone. Reclutati da italiani. Sì, ma non solo, perché ci sono organizzazioni anche albanesi, più in generale, rumene. Più in generale, consigliere Michelini, lei come vede anche la situazione del disagio giovanile rimarcato da certi fatti che riguarda anche chiaramente giovanissimi italiani? Ecco, io su questo è già da diversi anni che stiamo assistendo, i genitori purtroppo non riescono a fare i genitori. No, ovviamente parliamo di una parte, no? Sì, perché non è tutto per fortuna, no? Siamo una percentuale, però spesso questo disagio giovanile è frutto di una società che si è evoluta sotto questo aspetto in maniera negativa, no? Perché il 14enne, 13enne, 15enne si trova, insomma, non per parlare, per giocare, ma per fare di tutto e di più, e qui è un disagio sociale vero. Qui vuol dire che a casa non hai conforto, in qualche maniera non hai gli strumenti per poter interagire, sarà colpa dei telefonini, dei social, tutto quello che vuoi, però alla fine il disagio sociale è frutto di le famiglie che si disgregano, che non riescono a seguire i figli, che non riescono ad avere polso soprattutto, ma anche gli insegnanti, vediamo che denunciano quando riprendono un ragazzo o una ragazza, insomma, addirittura vengono additati come quelli, cioè c'è tutto un vespaio di situazioni che noi siamo negli ultimi 20 anni caduti senza neanche accorgersi magari. E quindi come lo combatti questo disagio sociale di questi ragazzi che si divertono a tirare i sanpietrini, a diciamo importunare le persone in tutte le maniere, no? Non sono solo ragazzi che vengono dall'estero, ma sono anche nostri, soprattutto sono anche nostri, no? E che hanno questo problema. Qui effettivamente va un po' richiamata sì la scuola, che deve avere più forza, più potere. L'insegnante deve fare l'insegnante, non deve aver paura che il genitore va a rimostrare contro l'insegnante, non esiste. Il genitore deve fare il genitore o il parente che segue il ragazzo. Cioè bisogna in qualche maniera recuperare, ritornare senza avere paura di dirlo, ritornare a quello che era fino a 30-40 anni fa, insomma, no? Che adesso con le nuove generazioni ormai... Poi ogni generazione ha vissuto, è vero, le sue difficoltà. Sì, effettivamente è vero. Però come fai a arginare altrimenti questo degrado dei ragazzi che sta... Si parla del modificato tessuto sociale, anche dell'esempio sociale complessivo che modelli. Anche, richiamava anche lei poc'anzi. Esatto. No? Sono i modelli che poi dà una società, e in questo caso ai propri giovani, come dicevo prima. Se ormai la speranza di diventare qualcuno non è più quella di studiare, trovare un lavoro, farsi magari anche da sé un imprenditore o quant'altro, ma è fare un video sui social, è chiaro che poi per aumentare quelle visualizzazioni arrivi anche agli eccessi, no? Abbiamo visto anche il recente caso del pestaggio, no? Tra minorenni, ripreso, eccetera, no? E quindi lì, sì, voglio dire, c'è un problema che magari in parte è sempre successo, diciamocelo, magari adesso abbiamo i video e le testimonianze, per cui dovremmo andare anche dietro, anche a 30 anni fa, e vedere se non succedeva, e credo che staremo poco, diciamo, a smentire che non fosse così. È chiaro che anche lì c'è un'enfatizzazione sicuramente che i media, i social, questi video, il fatto che ormai ognuno ha la telecamera praticamente sotto mano rispetto a quello che succedeva in passato aumenta, però è anche un problema perché questo diventa esempio. Una volta magari succedeva, ma rimaneva lì e se ne accorgevano in pochi, le povere vittime che magari andavano a casa e neanche denunciavano per paura, no? Quindi non si sapeva. E un po' è diciamo, l'esempio per chi invece fa questo tipo di azioni e diventa anche
il famoso bullo e il famoso anche esempio per gli altri, no? E quindi farlo perché così la ragazzina ti viene dietro, farlo perché gli amici ti prendono a esempio. È questo sbagliatissimo ed è su questo ovviamente che, come dicevo prima, noi dobbiamo fare uno sforzo maggiore anche per intervenire, non so neanche come, perché effettivamente dopo 20-30 anni che succedono, no, certe derive è difficile anche intervenire, perché cosa fai? Togli i cellulari ai ragazzini, li diamo anche a bambini di 8 anni ormai. Sì, limitare sì. Sì, qualcosa bisogna fare. Bisogna fare. È chiaro che poi ci si scontra con società private e quant'altro. È un segnale, no? Facciamo qualcosa. No, ma quello che si diceva sugli insegnanti è perfetto. Una volta se prendevi una nota le prendevi dai tuoi genitori, ora le prende l'insegnante. Cioè, è così. E purtroppo la cosa brutta è che allarghiamo le mani e diciamo è così, ma non dovrebbe essere così. Il punto, evidentemente, quando si parlava di repressione, è se avessimo agito a livello anche sociale in un determinato modo, condannando quei genitori che si sono comportati in questo modo, invece di andare a trovare scuse, difendere magari il minore e attaccare la stessa società, l'insegnante, ma non doveva, e gli ha dato uno scappellotto, non doveva, sì, sbagliatissimo, sbagliatissimo, ci mancherebbe. Quelli vanno condannati e lì magari sì, ci vorrebbero le telecamere per vedere quello che succede, perché poi le telecamere ogni tanto ci hanno aiutato anche a vedere cosa succedeva all'interno di asili, all'interno di case di cura e quant'altro, per cui in quel caso si parla di violenza e ci mancherebbe. Ma in altri casi, se ti metto una nota perché stai disturbando la classe, non posso venire ripreso dai tuoi genitori perché anche mi sono permesso di mettere una nota. Ci vuole il rispetto dell'autorità, ma questo vale per gli insegnanti, vale per l'autorità che magari in quel momento è il controllore dell'autobus, come dicevamo prima, vale per i medici, vale in tutti i casi e vale per le forze dell'ordine e quindi la possibilità di avere ovviamente diciamo non solo rispetto, ma di temere, tra virgolette, non tanto a livello fisico, ma il fatto che se delinquo mi succede qualcosa. Quello che abbiamo sempre detto, e come tutte le forze dell'ordine lo potranno dire, se noi li prendiamo oggi, domani sono liberi di tornare. Questo non è un problema della magistratura, semmai può essere un problema di leggi, può essere un problema da risolvere in ogni caso. Non possiamo metterli in carcere. A Udine abbiamo un carcere che sta ospitando il doppio della capienza della struttura. Non possiamo continuare a metterli in carcere perché evidentemente anche quel sistema lì sta fallendo e fallisce. Anche il tema del carcere come riqualificazione tra l'altro degli spazi cittadini. Se no poi uno esce di lì è ancora più incavolato di prima con la società per come è stato trattato, invece di rieducarlo e quindi torna a fare quello che faceva. Perché non si riesce ad allargare questi, perché i carceri, no, ovviamente si parla sempre, io non so se sono sufficienti o sono insufficienti, evidentemente no. Perché la delinquenza è aumentata, vengono presi ovviamente e non c'è il posto, però non viene neanche segnalato poi, perché io credo che i giudici siano un po' costretti, tra virgolette, ad usare le maniere meno forti, però non va bene, no? Allora dico, se il carcere deve essere riabilitativo, parlo di reati di un certo tipo, ma anche quelli minori deve essere capiente, non può. Quindi io investire diciamo sulle forze diciamo carcerarie è anche un segnale, una deterrenza, no? Ovviamente senza esagerare, no? Si sa benissimo che ci deve essere un limite, il recupero altrimenti sulla strada non lo fai facilmente, a meno che tu non crei delle case di, tra virgolette, di cura, come si chiamano, di socializzazione, ecco, però anche questo potrebbe essere magari un modo di recuperare. Però ci deve essere una formazione dietro, non è che possiamo permetterci di farlo, perché in effetti è vero, la gente, i cittadini che segnalano queste cose qua, dicono ma tanto li prendono, e, come dici, e subito dopo escono, allora noi non siamo tutelati, noi non abbiamo la sfiducia, però no? poi è anche vero che quando un carabiniere, come l'altro giorno, no, inseguendo una persona, addirittura è successo un caso nazionale che ha dovuto andare a difendersi perché questo qua è uscito di strada, no, e il carabiniere o chi guidava l'auto
praticamente l'ha visto uscire, sì, lo rincorreva, ma allora non deve rincorrerlo, deve dire guarda che stai sbandando, e si accusa la forza, no, anche questo è sbagliato, no? E qui siamo giunti, devo dire la verità, perché una parte politica ha sempre cercato di difendere, insomma, di essere meno militari, di essere meno... Ecco, e questo buonismo, diciamo, questo allargare, diciamo, la difesa dei cosiddetti diritti, no? Qua si parla solo di diritti, ma diritti servono anche i doveri, perché le leggi vanno rispettate e le forze dell'ordine devono essere tutelate, non devono andare a difendersi dopo ogni volta che prendono una persona, che poi adesso hanno messo anche le telecamere, no? Perché addirittura devono proteggersi loro, perché ci sono accuse contro le stesse forze dell'ordine continue. Ci sono stati magari degli episodi dove ovviamente anche sicuramente, come in tutte le cose, necessario, l'eccesso capita in tutti i lavori, quindi, no? sì. C'è anche, credo che lo sbandato c'è anche, ecco, però voglio dire, non può essere, io ho parlato con diversi poliziotti, carabinieri, ecco, si sentono veramente in difficoltà, ad intervenire, addirittura vengono assalite le questure, no? Abbiamo visto, eccetera, come fai a difenderti? Lì è un problema grosso, lì la socializzazione, eccetera, fino a un certo punto. Devo mandare assolutamente la pubblicità, Sergo, al rientro torno da lei ovviamente per una replica. Pubblicità. Ben ritrovati ancora in compagnia dei nostri ospiti, Cristian Sergo per il Movimento 5 Stelle e Loris Michelini per Identità Civica. Ancora 5-6 minuti a disposizione, riparto da lei Sergo se vuole aggiungere altro rispetto alle considerazioni sociali. Era solo un ulteriore esempio di quello che si diceva prima anche riguardo al fatto ti prendo e poi torni in libertà. È un po' quello che succede anche nei centri per rimpatri, no? Noi abbiamo stranieri che vengono magari messi, diciamo, all'interno del famoso CPR di Gradisca e uno si aspetta che poi vengano rimpatriati nel loro paese. Non è così. Stanno tot periodo, mi pare un mese circa, all'interno, in condizioni che tutti noi poi sappiamo quali siano, perché sono ancora più dure del carceri, a detta di più osservatori ovviamente, mettendo a repentaglio anche gli operatori, torniamo sempre lì, che poi sono le vere vittime di quello che avviene all'interno di quei centri. E una settimana fa c'è stata una rivolta, 7 feriti da parte delle forze dell'ordine, per cui è un problema anche quello, però siamo sempre lì. Se poi li becchiamo, tra virgolette, e non riusciamo neanche questi a spedirli dove di dovere, magari rimpatriamo altri, ma non tocchiamo il tema perché non ce lo consentono i minuti anche qui. E quindi sì, ecco, era solo questo, offre tanti spunti problema, nazionali appunto anche in merito agli sviluppi della Premier, ma abbiamo anche il tema appunto della rigenerazione urbana. Abbiamo visto anche nel corso della diretta con il nostro Omar l'importanza della sinergia anche con i privati, no? Ci sono aree, come detto, come quella di Via Bassi, la zona ex Sapau, dove ci sono state anche situazioni di bivacco, esigenze di maggior controllo richieste dai residenti. Anche qui chiaramente il comune può fare quello che può, non è la proprietà sua e quindi deve chiedere il supporto dei privati. Quindi riparto da lei Michelini, che ha anche da vice sindaco nella precedente giunta affrontato più volte anche il tema di queste aree. Parecchi. Sicuramente dobbiamo fare in modo che l'investimento che dovrebbero fare queste società venga portato a termine, no? Perché non può stare 20 anni, 30 anni una situazione di degrado, no? Senza una possibilità urbanistica di sistemazione. Allora, sono due cose diverse, però riguardano anche gli edifici privati che stanno per cadere o sono lasciati alla deriva, con il pregiudizio di chi abita vicino e anche di chi transita lungo le vie dove abbiamo questi problemi. E li abbiamo affrontati parecchi, perché la soluzione è: se il privato non ha i soldi per intervenire o non vuole intervenire, bisogna che il comune abbia la forza di insistere affinché venga sistemata la questione, perché altrimenti su quei luoghi vanno ad abitare persone magari che non hanno neanche fissa dimora, eccetera, e il degrado aumenta al punto tale che poi non lo controlli più. L'abbiamo visto in via Bertaldia, per dire, dove
è stato risolto in parte il problema. Ce ne sono altre 12 zone o situazioni simili dove la gente si lamenta e dice intervenite, no? E quindi lì bisogna creare la situazione attraverso un provvedimento di giunta e un intervento, mettendo dei soldi anche quando è necessario, per poter fare in modo che questi edifici vengano sistemati. Per quanto riguarda invece il discorso di via Butrio, la società ferroviaria, che ha dismesso già da tempo, aveva detto che avrebbe trovato delle soluzioni per poter intervenire. Adesso sento che finalmente ripreso il dialogo, ci saranno anche sopralluoghi, come è stato detto, previsti. Questo deve essere formalizzato al punto tale che si possono fare tante cose, e lì entra in gioco la rigenerazione anche del comune, no? O anche regionale, perché ci sono degli interventi anche regionali, però per esempio in via Butrio ci sono tante proposte che sono scaturite anche nel corso degli anni precedenti, progetti addirittura, che devono trovare una finalità con un'interlocuzione. Non è che la società pubblica deve, ad esempio, parlo di RFI per dire, no? In via Marsala lo scalo è rimasto fermo da 30 anni, dismesso, abbiamo detto di fare un parcheggio, di fare un'area verde e parcheggio misto. Ecco, non può essere che la società tiene in piedi a bilancio una cifra e quindi io te la do a un prezzo per coprire quello che io ho a bilancio. No, non è questo. Bisogna trovare una soluzione con un intervento anche pubblico che va sicuramente a rimpiazzare il bilancio, però deve essere trovata la soluzione e quindi deve essere messo a disposizione del comune. Il privato invece di via Butrio deve dare la soluzione e non può dire no, lasciamo, non ho ancora pronto i progetti, alt. Allora qui la soluzione è o tu sistemi l'area completamente o tu trovi una soluzione nei tempi, perché altrimenti le cose non funzionano. Diverso il discorso dell'ex AFAO, perché lì il territorio è talmente alto, ci sono anche delle discariche all'interno, lì va affrontato in maniera regionale. Quindi comunque il dialogo adesso è stato ulteriormente sì, io spero che veramente ristrutturato, diciamo così, ci saranno nuovi passaggi con anche altre realtà coinvolte. Siamo qui ovviamente ma anche deve spingere sempre il per comune, chi volesse, anche delle società, dei privati con le proprie proposte, intervenire e parlare. Siamo qui, anche lei come vede a questo? Comunque è un processo che richiede del tempo, come ha fatto presente anche l'assessora Toffano, auspicando chiaramente il confronto il più possibile. Sugli interventi privati io credo che sia sempre giusto ricordare anche quello che è stato fatto negli ultimi 2 o 3 anni col superbonus anche in questa città, almeno quello. Io posso capire che si possa dire tutto l'incontrario di tutto, ma l'idea ovviamente di chi ha inventato quella misura era proprio quella di intervenire su case e situazioni che rischiavano veramente di crollare. Sono state rifatte tantissime anche nella nostra città, per fortuna in tanti casi anche case ATER, e quindi prima cosa diciamo quello. Poi non si è voluto più andare avanti con quella direzione lì e tutta l'economia italiana lo sta verificando sulla propria pelle. Per quanto riguarda non puoi neanche spendere tutti quei miliardi lì, perché altrimenti blocchi l'IRPEF. Allora, la prossima volta parleremo di PIL, no? Cosa vuol dire avere il PIL al più 7% e cosa vuol dire averlo al più 0,7%, ma ne parleremo la prossima volta volentieri. Sul Ferrovie dello Stato, via Butrio, io credo che lì, ma sono 20 anni che lo diciamo, 30 anni, se si fosse risolto il problema dei passaggi a livello, magari è via Butrio qualche altro, quello che c'è a fianco di via Butrio, dopo il passaggio a livello sulla destra, tutta quella proprietà lì, chi sia, dico, se si fosse risolto il problema del passaggio a livello e quindi non avere più i treni che ti passano a 50 metri dalla proprietà, probabilmente un privato sarebbe stato più intenzionato a fare qualsiasi cosa. E questo vale per tutta quella fascia lì, no? Ma stiamo ancora aspettando il ministro Salvini. Abbiamo i minuti agli sgoccioli. Speriamo che lo faccia. Speriamo li facciano, però una veloce battuta, glielo volevo chiedere anche a Michelini, ha portato ancora la questione appunto in consiglio comunale, impianti fotovoltaici, una questione che preoccupa. Sì, io sono preoccupatissimo, ma tantissimi, quasi tutti. Non si può autorizzare, purtroppo la legge è questa, però non si può autorizzare tutti questi impianti fotovoltaici togliendo, al di là della
dell'aspetto visivo, che lascia il tempo che trova, però è una cosa, non si può autorizzare, non può essere che si coprono praticamente una grossa fetta del territorio dell'agricoltura, diciamo, dei nostri campi e dei nostri paesaggi rurali o quasi, da impianti fotovoltaici, perché in nome di questo Green Deal, di questa energia alternativa, no, noi rischiamo veramente di depauperare un territorio, no? Mi fa piacere che abbiano bloccato Aquileia, però non è possibile. A Udine abbiamo scoperto che ci sono 7 ettari praticamente dedicati vicino a Padeno, insomma via Emilia. Ho detto in Consiglio Comunale, guardate, al di là delle norme nazionali, che hanno detto che c'è il discorso dell'autorizzazione semplice, d'accordo, tutto quello che volete, però a questo punto alziamo le barricate. Facciamo un'azione comune, noi che bene o male Udine insomma può dire la sua, no? Potrà dire la sua, in regione so se si stanno muovendo, lo sa, ma però bisogna assolutamente intervenire a livello anche ministeriale, e io però dico anche che a livello europeo sì, in nome di questa energia alternativa eccetera, qua tutti ci riempiamo la bocca, no? Mi pare che stiamo andando fuori strada. Un minuto di replica anche a lei. Sergo, sulla questione, preoccupato a sua volta? A me fa piacere che grazie a un intervento poi dei cittadini che hanno alzato la voce anche per quello che sta avvenendo in via Emilia, qui a Udine si inizia a parlare di parchi fotovoltaici anche a Udine, però questo è un problema che ha avuto il boom dal 2020-2021 in poi. Quindi non è un qualcosa che nasce adesso. Io sono 4 anni che chiedo, e che ho chiesto anche quando ero in Consiglio regionale, a tutte le forze politiche ovviamente, di prendere in mano questa situazione. C'è un vuoto normativo dal 2010 dove in Friuli Venezia Giulia non sono state individuate le aree non idonee all'installazione di questi parchi, e questo di fatto ha favorito poi il proliferare degli stessi. Io allora dico solo una cosa: a me fa piacere che ci si svegli adesso, tutto quello che volete, però in Comune di Udine ci sono 8 istanze che sono state portate avanti dal 2021 a oggi. Via Emilia ha 8 ettari di terreno, tutte le altre ne fanno 42, su tutte le altre non c'è stato qualcuno, tranne il sottoscritto, che abbia alzato la mano a dire mettiamo un freno a queste cose. 42 ettari di terreno nel comune di Udine, che ovviamente non è quello che ha più grandi disponibilità a livello agricolo e di terreni, eccetera. In alcuni casi si è intervenuti su discariche, discariche, quelle per vanno fortuna, bene, è lì che bisogna intervenire, ma non in mezzo alle case. L'assessore Zini comunque ha detto porterà la questione anche nella prossima commissione. Anche al consigliere che poi parteciperà alle commissioni con l'assessore Zini e tutti quanti. E dobbiamo stare attenti anche a quello che viene nei comuni confinanti. Certo. Perché il confine di Udine ovviamente non blocca tutto, succede anche, ma questo non vuol dire il benaltrismo, succede anche di là. No, il comune di Udine dovrebbe stare attento a quello che avviene nella periferia, perché se ci copriamo è chiaro che anche lì la sinergia è importante. Abbiamo un problema. Bene, avremmo avuto tanto altro da approfondire, ma come sempre il tempo vola. Allora grazie a Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle.